A livello nazionale non è per niente finita. Il Covid-19 è sempre in agguato e può colpire quanto meno te lo aspetti. Ed i nemici numero uno della salute pubblica sono rappresentati dai parti e dalla Movida. Abbiamo tolto l'autocertificazione perché la curva era sotto controllo, ma nessuno pensi che siano saltate le regole di precauzione. Il presidente Giuseppe Conte è stato abbastanza chiaro rispondendo alla immagine della movida che arrivano da tutta e da tutte le città dove centinaia, addirittura migliaia di ragazzi si radunano alla sera e senza mascherina. La curva del contagio risale, il rischio sarebbe concreto e qualche dato preoccuperebbe il governo. Insomma, torna la paura di una nuova stretta, confermata anche dal ministro della Salute Roberto Speranza. Non si possono vanificare gli sforzi enormi fatti negli ultimi 2 mesi e gli investimenti straordinari finanziati nell'ultimo decreto. Se la curva riparte, saremo costretti a richiudere. In Sicilia tutto sembra essere tranquillo, ma non bisogna abbassare la guardia. Nella nostra regione, infatti, i dati raccolti rivelano che la percentuale di siciliani venuti a contatto con il virus è di molto superiore rispetto a quelle che hanno sviluppato i sintomi. Ad avviare per primi i controlli sono state le province di Trapani e Ragusa, dove 5 persone su 100 sono risultate positive ai test sierologici del coronavirus. Inoltre, tutti i soggetti in cui è stata riscontrata la presenza di anticorpi nel sangue sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi, segno che l'infezione non è più in corso e che è passata senza dare sintomi. I test sono iniziati a singhiozzo anche nelle altre province, che con il coinvolgimento delle strutture private. Qualunque cittadino privato può infatti richiederlo a proprie spese, ma come denunciato dal coordinamento intersindacale degli specialisti accreditati, l'assessorato alla salute non ha ancora pronta una piattaforma informatica dove caricare i dati necessari per il tracciamento dei positivi da sottoporre a tampone.